Di nuovo in diretta con Focus TG. Di nuovo in diretta con Focus TG, sono le 14:33. Dovremmo avere in collegamento tra poco Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale, e poi abbiamo, ecco, lo vedo. Volendo ci sono, direttore. Presidente, la vedo adesso, buongiorno, grazie. Buongiorno. E bentornato, grazie molte Presidente. Allora abbiamo sentito poco fa il professor Mario Bertolissi, Massimo Cacciari, abbiamo parlato di autonomia nella prima parte, di riforme, poi della guerra, di quello che sta succedendo anche dopo la notizia del ballottaggio tra Erdogan e il suo avversario più moderato. Però c'è molto da dire, Presidente, sulle regioni e le province. Lei tra l'altro è il Presidente dei Presidenti delle regioni, direi di tornare ancora sull'autonomia. Dei consigli regionali. Dei consigli regionali. Federica è per le giunte, io per i consigli regionali. Giusto, sì, più esattamente così. Volevo tornare sulle regioni, però non soltanto per quanto riguarda l'autonomia, ma sui dubbi che da alcune parti si muovono nei confronti delle regioni, dei bilanci, dell'efficienza delle regioni rispetto ad altri enti locali. Qualcuno dice, ecco, adesso devono rinascere le province perché le regioni non potevano fare tutto, no? Questa, per dirla in soldoni, è qualcosa che si sente dire. Allora, premesso che le province non sono mai sparite, premesso che la legge Del Rio è stata una legge deleteria, e ricordiamoci che durante il governo Renzi avevano già date per defunte le province e chiusa, diciamo, quell'esperienza, invece c'è una filiera istituzionale e anche dei livelli istituzionali che avevano il loro senso e che hanno la loro utilità. Il sistema delle province, per la gestione di una parte delle strade, per la gestione del settore ambiente, per la gestione degli edifici scolastici secondari, le scuole secondarie superiori, hanno e avevano tutta la loro importanza. E anche un'opera di coordinamento, specialmente per i comuni più piccoli. C'è un ente, la provincia, che per i comuni più piccoli ha una funzione di coordinamento e in molti casi anche un avvalimento di funzioni e deleghe, centrale unica per gli appalti, situazioni che appunto vedono gli uffici delle province aiutare in parte i comuni. Secondo me che è utile, e io sinceramente rispetto appunto alla stagione del disarticoliamo lo Stato, cosa che era assurda, appunto Renzi era il capofila di questa diciamo moda con il PD che sosteneva questo tipo di impostazione. Secondo me tornare all'elezione diretta del Presidente della provincia e dei consigli provinciali, secondo me ha la sua logica e ha il suo senso. Non è che le regioni non siano efficienti o le regioni non abbiano fatto alcune cose che appunto facevano le province. Ci sono delle cose che va bene farle a livello regionale, specialmente leggi, specialmente programmazione ad alto livello, specialmente iniziative che hanno comunque una valenza vasta su tutto il territorio provinciale e ci sono regionale, e ci sono altre cose che a Belluno sono molto diverse rispetto a Rovigo, gestione dell'ambiente, gestione idraulica, idrogeologica, gli stessi trasporti sono molto diversi da Belluno a Rovigo. Quindi ci sono delle cose ottime che si possono fare a livello regionale, altre a livello sovracomunale che possono essere appunto le province, e poi i comuni che hanno sicuramente la loro importanza e la loro efficacia. Però tutto questo in un'ottica di dare servizi e gestione corretta appunto ai cittadini e alle imprese di un territorio, senza, ripeto, disarticolare alcune cose che è giusto che siano fatte a quel tipo di livello, a quel tipo di diciamo programmazione istituzionale. Infatti, insomma, tutti concordano nel dire che questa riforma Renzi aveva prodotto solo grossi
grossi danni. Presidente, andiamo dalla nostra collega Sharon Di Carlo a Vicenza, perché così abbiamo anche il quadro del voto a Vicenza per quanto riguarda il dato dell'affluenza. Le urne chiudono alle 15. A te la linea, Sharon. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Io e Simone Squarcina alla telecamera vi terremo compagnia per questa maratona elettorale qui a Vicenza. Maratona elettorale che appunto in primo piano Vicenza, forse l'elezione più discussa di queste elezioni regionali. Ci sono stati nuovi amori politici, ci sono stati presunti tradimenti, ma di questo ne parleremo dopo con i nostri ospiti. Sono 7 i candidati a sindaco, sono 15 le liste che li appoggiano e sono, pensate, 453 i candidati consiglieri, un esercito di candidati consiglieri. Ma a proposito di numeri, parliamo di affluenza. Sono qui in un seggio, in uno dei 111 seggi della città, con la presidente del seggio, Cristina Capogrosso. Buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori. Parliamo di affluenza, com'è andata ieri? Allora, un'affluenza che è stata molto dilatata. Nel 2018 c'è stata solo una giornata di votazione, quindi ci sono state delle concentrazioni maggiori. Adesso invece, essendo stato distribuito su 2 giorni, la domenica e il lunedì, è stata molto blanda. La sensazione è che fosse molto bassa, ma in realtà il dato ci conferma che siamo addirittura superiori al 2018, anche se di poco. Siamo però ancora inferiori al 2013. Quindi poca affluenza, ma meglio degli anni precedenti? Sì, esatto. Diciamo che tutto sommato si poteva fare anche in una giornata. Come si sta chiudendo invece la giornata di oggi? Non c'è stata tantissima gente, ci aspettavamo molto di più. Si sta chiudendo con un leggero picco, forse l'indecisi o chi è arrivato fino all'ultimo dicendo ho tanto tempo, quindi c'è stato un piccolissimo picco, però appunto sempre molto blanda tutta la giornata. Tanti giovani a votare? Tanti anziani. Gli anziani ogni apertura di seggio sono sempre i primi alle 7 in punto della domenica ad essere davanti al seggio, perché hanno provato che cosa vuol dire non poter votare. I giovani si possono coinvolgere di più. Manca un po' un coinvolgimento della classe giovane, ma per giovani intendo anche i trentenni, non i diciottenni o i ventenni. Manca la generazione anche dei trentenni. Chissà dov'era allora, dov'era in questi giorni questa generazione? O si è disaffezionata alla politica perché vede che spesso vengono fatte tante promesse e non sempre vengono purtroppo mantenute, oppure c'è un po' un senso di passività, di impotenza, tanto fanno le cose lo stesso, e probabilmente potrebbe essere una delle cause. Non penso che fossero al mare ieri, troppo piovoso. Analizzeremo questo dato grazie alla presidente del seggio, Cristina Capogrosso. Direttore, io intanto le restituisco la linea, ci sentiamo più tardi. Grazie Sharon Di Carlo. Andiamo avanti con questa parte del Focus TG che precede poi l'inizio dello speciale elezioni, con altri collegamenti, ovviamente tutte le interviste che raccoglieranno i nostri inviati, gli ospiti in studio, i servizi, soprattutto i dati. Vedremo di capire chi ha vinto e chi ha perso nel minor tempo possibile. Insomma, cercheremo di darvi subito i risultati. Torniamo dal presidente Ciambetti. La stupisce questo continuo calo dell'affluenza, perché al di là di tutto poi c'è il rush dell'ultima ora, ma in sostanza è un calo costante che riguarda anche elezioni in cui si elegge direttamente il sindaco, quindi in teoria dovrebbero essere quelle che ottengono maggiore partecipazione. Io, direttore, sarò un po' controcorrente, un po' controtendenza. Premesso che va data la più ampia possibilità al cittadino di poter votare, e il fatto di aver messo anche il lunedì come giornata, lunedì mattina, a disposizione dei cittadini, scelta fatta da questo governo e da questa maggioranza, va proprio in questo senso, va nel riuscire a dare il più ampio spazio possibile ai cittadini per andare a votare.
Altra cosa, ieri c'era un bellissimo, sì mi pare ieri o sabato, un bellissimo articolo sul Gazzettino di quanti siano in aumento gli iscritti all'AIRE, quella parte della nostra anagrafe dei comuni, di discendenti da italiani che sono da molto tempo all'estero o nati all'estero, figli di oriundi italiani, che appunto non risiedono nei nostri comuni, e specialmente in Veneto questa cosa negli ultimi anni sta crescendo molto. Quindi dovremmo guardare, ed è una cosa che sto facendo sia come osservatorio elettorale regionale sia come consigli regionali a livello italiano, stiamo facendo proprio un focus di quanto sia l'incidenza della percentuale degli iscritti all'AIRE rispetto al corpo elettorale. Perché questo dato delle comunali, delle regionali o anche diciamo di consultazione, ripeto, a livello locale, viene conteggiato con gli iscritti all'AIRE come diciamo mancata partecipazione al voto, mentre per le elezioni nazionali hanno un conteggio a parte. Quindi guardiamo bene i dati e caliamoci effettivamente su quant'è la presenza effettiva degli elettori residenti in quel comune rispetto all'affluenza al voto, e avremo qualche sorpresa, ma sarà una cosa che nelle prossime settimane come Consiglio regionale del Veneto e come Assemblea dei Consigli regionali d'Italia metteremo in evidenza. È importante, ha toccato un tasto delicato. Vediamo da Vicenza, torniamo da Luisa Bertini, vediamo come si stanno comportando i vicentini, se c'è poi alla fine un rush finale. A te la linea, Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Sembra proprio che questo rush finale ci sia. Noi adesso ci troviamo alla scuola Tiepolo al seggio 5 in compagnia del presidente Michele Statua, che dice che proprio questo rush finale di fatto stamattina c'è stato. Come sta andando l'affluenza qua? Rispetto a ieri sera, che era finito verso il 40%, non si credeva che ci fosse anche stamattina questa affluenza, e stiamo superando il 60%, solo nel mio seggio però guardando anche l'affluenza in questo corridoio è un continuo da stamattina, già dalle 8. Quindi quelli dell'ultimo minuto, lei mi diceva soprattutto in pausa pranzo. Soprattutto in pausa pranzo, oggi no perché non c'è messa, ma di solito dopo la messa arrivano molto più numerosi. Siamo nel quartiere San Pio X, molto popoloso e anche popolato di una fascia diciamo di non più giovani. Esatto, una fascia medio-alta. Devo dire che ci sono stati anche giovani, anche di primissima fascia del 2004-2005 anche, che sono venuti a votare. Un po' spinti anche dai genitori, ma perché no? I genitori servono anche questo, quindi l'educazione civica. E poi un'ultima curiosità, lei ha notato tante domande, quindi le persone che di fatto sono venute a votare erano preparate, vi facevano domande? Sì, soprattutto per il voto disgiunto. Il voto disgiunto però chiesto non dagli anziani, ma di persone dei 40-50 anni che erano molto preparate e ti chiedevano se potevano votare o col sindaco o la lista non adesso collegato, e quindi sicuramente troveremo un buon numero di voti disgiunti. E poi dopo dalle 3-3:15 si parte? Allora dalle 3:15, 3:20 si partirà subito, perché le elezioni comunali sono molto ben viste, cioè a livello piuttosto che a livello nazionale qui si sente. Poi quest'anno che c'è questo dualismo aspettiamo con ansia i risultati. Allora io le auguro buon lavoro e restituisco la linea allo studio. A te direttore. Grazie Luisa Bertini al suo ospite. Torniamo dal Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti. Vediamo un titolo del Corriere della Sera che dice in sostanza, Presidente, che queste elezioni sono un problema all'audio. Mi sente, Presidente? Presidente Ciambetti, mi sente?
No, allora, rivediamo questo titolo, perché era così oggetto di una domanda che volevamo fare al Presidente Ciambetti. Le elezioni comunali 2023, primo vero scontro tra Meloni e Schlein, perché di questo si sta parlando, cioè in sostanza si sta dicendo un po' su tutti i giornali che è un banco di prova questo è un banco di prova, quello delle elezioni amministrative, perché in base al risultato il Presidente Ciambetti uscirebbe un responso sullo stato delle cose del centrodestra e del centrosinistra, in particolare di Giorgia Meloni da una parte e dell'opposizione incarnata da Elly Schlein. Cosa ne pensa? Allora, sicuramente per le grandi città il voto ha anche una valenza politica, ci mancherebbe, però ogni città ed ogni realtà ha una storia a sé stante, ha dei candidati, specialmente per le elezioni comunali il cittadino vota il sindaco, la persona magari più che il partito, quindi prendiamo sicuramente i risultati che usciranno dalle urne, però ragionando sempre con le singole situazioni locali, proprio perché possono esserci candidati, diciamo, con un traino personale importante, ce ne sono altri che invece hanno magari il partito che sta spingendo molto, traina molto, quindi sicuramente una lettura politica del voto di ieri ed oggi va data, però guardando bene anche alle situazioni locali. Diciamo che più comunque si innalza il numero dei cittadini coinvolti, quindi più grandi sono le città, più il voto ha anche una valenza politica. Abbiamo parlato prima anche con il professor Bertolissi di riforme, cioè di elezione diretta del Capo dello Stato, elezione diretta del Presidente del Consiglio. Ovviamente lasciamo da parte un attimo l'autonomia, ma ci arriviamo subito. Lei ritiene che siano riforme realizzabili, cioè che ci siano dei margini di manovra per il governo che vuole arrivare all'obiettivo a prescindere da quanto sostengono le opposizioni? Premesso che erano cose scritte nel programma elettorale, io però non le vedrei così disgiunte, non le vedrei così disgiunte dall'autonomia. È un progetto ambizioso, è un progetto che va a ricalcare un po' il modello tedesco dell'assetto istituzionale. Però ricordiamoci che l'assetto tedesco ha uno Stato federale con ampie autonomie macro-regionali, una legge elettorale proporzionale e anche una sfiducia costruttiva. Ma soprattutto in Germania, come sarebbe previsto dal nostro articolo 49 della Costituzione, sono previsti dei partiti con una democrazia interna ben codificata. Quindi io non vedo disgiunta dall'autonomia, anzi, ripeto, da magari una forma federale più importante e anche per macro aree regionali, rispetto all'introduzione di un cancellierato, una elezione diretta del Presidente del Consiglio o anche del Presidente della Repubblica, perché sono dei contrappesi istituzionali che in altre parti d'Europa funzionano, quindi la vedrei comunque come una cosa che deve comunque essere guardata nel suo complesso, e soprattutto è una modifica costituzionale importante. L'autonomia invece, per come l'abbiamo chiesta, così com'è, è prevista dalla Costituzione, quindi possono esserci anche percorsi separati e senza che siano obbligatoriamente legate. Però appunto guardiamo alle altre esperienze in giro per l'Europa che prevedono un forte coinvolgimento dell'elettorato e quindi anche un forte mandato al Presidente del Consiglio o al Presidente della Repubblica, però con ampie autonomie, se non addirittura con un forte federalismo regionale. Sì, non c'è dubbio che sono veramente molto collegate, sono due percorsi paralleli, no? Nel senso che
Una è una riforma costituzionale, l'altra è già, già prevista ed è già arrivata in Parlamento, tra l'altro, no? Il DDL Calderoli è già lì. Adesso, Presidente, lei che tempi, perché i veneti ovviamente vogliono sapere più o meno quanto potrà mancare ancora, si è parlato di 6 mesi per il LEP, di 1 anno, 2 anni per arrivare all'obiettivo, cosa ne pensa? Allora, intanto sono previste almeno 50 audizioni in questo momento e parlo dei mesi di giugno e luglio, 50 audizioni in Commissione del Senato dove è incardinato il provvedimento del DDL Calderoli. Io mi auguro e spero che già il prossimo autunno possa esserci un passaggio parlamentare, magari entro l'anno entrambi i passaggi parlamentari, perché effettivamente il 2024 sia anno di operatività vera nel dare deleghe alle regioni che lo chiedono per riuscire, ripeto, a consentire alle regioni di fare magari qualcosina di meglio di quello che fa qualche ministero. Noi siamo abbastanza presuntuosi di saper fare un po' meglio rispetto a qualche ministero qualche servizio e qualche delega che abbiamo chiesto fortemente. Chiarissimo, andiamo a Treviso dove c'è Christian Arboit, sentiamo come vanno le cose a Treviso e nella Marca. A te la linea, Christian. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Ci troviamo nella sede elettorale di Santa Bona Nuova, rush finale, pochi minuti e si chiuderanno le urne di queste elezioni amministrative 2023 contrassegnate da una bassa affluenza, ma questo sicuramente lo avrete già detto. Qui schierati, li vedete, ci sono già i primi rappresentanti di lista, ci sono anche volti noti, ma per il momento appunto non inquadriamo perché Nicoletta, siamo ancora in una fase di silenzio elettorale, le forze dell'ordine, questa sede è presidiata dalla polizia, dagli uomini della polizia. Signora, ultimi minuti, si è tenuta proprio alla fine? Sì, per chiudere in bellezza, no? Come mai, posso chiedere? Avevo problemi. Adesso andrà a esercitare il suo diritto di voto. Esatto. Lascio andare perché davvero mancano pochissimi minuti. Allora, ovviamente gli scrutatori, i presidenti di seggio sono alle fasi conclusive, le operazioni sono quelle finali. Entriamo in questa sezione, la numero 50 del Comune di Treviso. L'affluenza alle ore 14.30 è stata fissata, direttore, al 55,56%. Ieri sera mi spiegavano era a poco più del 46%, quindi questa mattina si è recuperato un 10% scarso. Questa la ripartizione tra donne e uomini, parliamo di una sezione con circa 1000 elettori che hanno esercitato il loro diritto di voto. Buongiorno agli scrutatori, buongiorno alla Presidente di seggio, Presidente Alessandra Fortunati. Senta Presidente, com'è andata questa tornata? Allora, è andata bene in maniera molto lineare, tranquilla rispetto alle precedenti elezioni. L'affluenza non è stata proprio eccellente, però insomma noi abbiamo come seggio raggiunto oltre il 50% e questo insomma ci tenevamo a raggiungerlo. Ecco, altre sezioni sono andate peggio. Sì, altre sezioni sono andate peggio. Mi pare che ci sia anche scarto di 20% tra noi, pur essendo nella stessa plesso, e altre sezioni appunto qui collocate, per cui per noi è un ottimo risultato. Ecco, venendo all'identikit di chi ha votato, cosa ci può raccontare? Mancano i giovani? Possiamo sintetizzare? I giovani e gli adulti, ecco. Direi che in questa sezione la maggior parte dei votanti e degli elettori sono le persone di una certa età, e alcuni giovani e anche di primo pelo, nel senso la prima elezione. Secondo me è mancata un po' la fascia quarantenni, cinquantenni. Quindi la fascia, diciamo così, intermedia. Sì, intermedia. Ma che motivazioni ci possono essere? Non lo so, anche perché questa volta è la prima volta che votiamo sia la domenica che il lunedì, per cui magari la possibilità di voto era più lunga. Non lo so come mai c'è stato questo calo. Diciamo, lei Presidente, per un'elezione amministrativa si attendeva un po' più di gente. Direi che per questa elezione io pensavo che venisse molta più gente.
Mi auspicavo insomma che ci fosse più partecipazione. Posso sentire anche i suoi scrutatori, sì. Cosa ne pensano? Vicepresidente, nome e cognome? Magoga Damiano. Ecco, Magoga, lei che interpretazione si dà? Allora, sicuramente abbiamo visto tanti giovani, ci sono stati molti anziani che sono passati per il seggio. Adesso questo fatto anche ci sia stata tutta la dunata a Udine può aver inciso sulla cosa. Ci aspettavamo appunto più o meno questo risultato, ci tenevamo ad arrivare a oltre il 50%, ci siamo riusciti. È da capire come mai c'è tutta una fascia sopra i 20 anni fino ai 40-50 che un po' è venuta a mancare, sarà da capire poi come mai, forse per il risultato che magari qualcuno si aspetta che sia scontato, magari non sarà così, ecco, proprio perché non c'è stata questa grande affluenza. Non c'è stata una grande affluenza e quindi possiamo dire questa variabile alpina, definiamola così, è tutta da valutare, si valuterà nelle prossime ore. È da capire, assolutamente. È da capire, dice anche lei, Presidente. Sì, è da capire. Perché effettivamente è una mancanza notevole, no? Di persone. L'altra variabile è il maltempo. Ieri è stata una domenica di maltempo, però di solito il maltempo Sì, ma di solito nelle precedenti elezioni il maltempo non ha mai inciso così, secondo me, perché insomma, anzi il bel tempo era più rischioso, no? Ma invece la domenica è maltempo, la gente sta a casa. C'è il bel tempo, si va al mare, si va in montagna. Ecco, infatti. Per cui non dovremmo valutare, non lo so. Questo è il primo segnale, al di là dei risultati politici, direttore, è il primo segnale un po' da valutare questo. Non so se ci sarà una tendenza, non so se c'è un allontanamento, ecco, da questa responsabilità, no? Comunque questa mattina quindi non c'è stata la ressa, ma lo possiamo anche vedere, il corridoio è completamente vuoto. Assolutamente. Qualche ritardatario, ma poca gente, insomma, assolutamente. Ressa, tipo di strategia. Si è presenta, no, assolutamente. Grazie Presidente. Alessandra Fortunati al Vicepresidente Magoga, agli scrutatori, tutto ok, è andata bene? Sì, è andata bene. E stiamo valutando che appunto, come ha detto la Presidente, una fascia di votanti, di elettori è mancata, forse tra le persone un po' più giovani, fra i 30 e i 40 anni. Quindi questa è un'analisi, diciamo così, comune e condivisa. Manca di fatto un minuto alla chiusura delle urne, lo possiamo dire sostanzialmente, possiamo magari vivere questo momento con voi, quindi se sei d'accordo, direttore, riprendiamo quello che c'è da riprendere, perché poi a un certo punto ci manderanno fuori, giustamente, perché insomma altrimenti commetteremo forse un reato addirittura. Ecco. Però se vuoi mancano veramente pochi secondi. Intanto ti mostro i corridoi. Come ti dicevo, questi corridoi sono completamente vuoti, quindi non ci sono ritardatari, non c'è nessuno, voi anche state controllando per capire, e si va a chiudere di fatto la porta. Noi dobbiamo restare fuori, quindi. Assolutamente sì. Certo. Buon lavoro. Altrettanto. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Quindi, direttore, votazioni formalmente chiuse, si chiudono le urne di queste elezioni amministrative 2023 qui a Treviso. Cercheremo di capire fra poco dalla prefettura quale sarà il dato definitivo dell'affluenza, ma già avete capito che c'è qualcosa che non torna, i conti non tornano rispetto alle precedenti elezioni amministrative. Allora adesso possiamo anche mostrarvi i rappresentanti di lista, eccoli i vari rappresentanti, vedo le coccarde del Movimento 5 Stelle, buongiorno signore, vedo Partito Democratico, lista Denardi, Partito Democratico, vedo Alessandra Nava per Italia Viva, il terzo polo, quindi siete tutti pronti, siamo in diretta su Rete Veneta con il direttore Bacciali, tutti pronti per insomma contare questi voti? Sì, purtroppo ne conteremo pochi, perché sembra che insomma anche in questa tornata l'astensione stia vincendo, da quello che si dice, poi insomma vedremo, per cui questo è l'unico dato che dispiace al momento, poi la conta la faremo
I conti si faranno come sempre alla fine. Alla fine. Allora, noi ci rivedremo più volte, avvocato, mi sa, nel corso di questa giornata. Posso chiedere? È un candidato, sempre un candidato. Poi qui la lista invece è Mario Conte. Signora, posso chiederle il nome? Baratto Yolanda. Baratto Yolanda. Movimento 5 Stelle presente anche il Movimento 5 Stelle. Col Del Mengo Paola. Quindi pronti anche voi per... prontissimi. Signora? Treviso Civica, Agnese Cremona. E vedo ancora Partito Democratico, ecco, nome? Giulia Annunziata. Buon lavoro davvero. Allora, direttore, volevo farvi vivere questo momento, insomma, un po' rituale qui dal seggio di Santa Bona Nuova. Ti ripeto, le forze dell'ordine stanno monitoreranno l'evolversi della situazione, chiaramente, ma insomma, vedi bene, sembra un po' un deserto dei tartari elettorale la mattina, quindi è andata avanti molto tranquilla. Con queste immagini e con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica, per il momento ti restituisco la linea, Grazie. ma il pomeriggio è molto lungo. Grazie molte Cristian, grazie, buon lavoro a te, a Nicoletta Rizzetto. Saluto il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, che è stato con noi in questa mezz'ora. Grazie Presidente, a presto. Grazie Direttore e ci sentiamo. A presto, buon lavoro, grazie molte. Andiamo allora in pubblicità, poi torneremo a briglie sciolte ormai con le elezioni 2023, le amministrative, in particolare lo scontro a Vicenza tra Francesco Rucco e Giacomo Possamai. Sono 7 i candidati. Lì sono 5 a Treviso, in particolare lo scontro tra Mario Conte e Giorgio De Nardi. Tutto quello che c'è da sapere tra pochissimo con i nostri ospiti, i vostri messaggi qui a Speciale Elezioni.